Ben ritrovati a questa nostra rubrica sulle parole della vocazione. Coraggio è la parola di oggi. Per vivere la propria vocazione ci vuole coraggio. Per vivere la propria chiamata alla vita matrimoniale, sacerdotale o religiosa ci vuole coraggio. Papa Francesco nel suo messaggio per la giornata di preghiera per le vocazioni dice che gli sposi, i preti, i religiosi sono i coraggiosi. Vogliamo ascoltare le sue parole. Ciò che spesso ci impedisce di camminare, di crescere, di scegliere la strada che il Signore traccia per noi, sono i fantasmi che si agitano nel nostro cuore. Quando siamo chiamati a lasciare la nostra riva sicura e abbracciare uno stato di vita, come il matrimonio, il sacerdozio ordinato, la vita consacrata, la prima reazione è spesso rappresentata dal fantasma dell'incredulità. Non è possibile che questa vocazione sia per me. Si tratta davvero della strada giusta? Il Signore chiede questo proprio a me? Il Signore sa che una scelta fondamentale di vita, come quella di sposarsi o consacrarsi in modo speciale al suo servizio, richiede coraggio. Egli conosce le domande, i dubbi e le difficoltà che agitano la barca del nostro cuore e perciò ci rassicura: non avere paura, io sono con te. La fede nella sua presenza che ci viene incontro e ci accompagna, anche quando il mare è in tempesta, ci libera da quella accidia che ho già avuto modo di definire tristezza dolciastra, cioè quello scoraggiamento interiore che ci blocca e non ci permette di gustare la bellezza della vocazione. Ascoltiamo dalla testimonianza di Giacomo, un giovane gesuita, come sta gustando la bellezza della propria vocazione alla vita religiosa e che cosa lo ha aiutato a vincere i fantasmi che agitavano il suo giovane cuore. Ciao a tutti, sono Giacomo Andretta, originario della parrocchia di Orsago, però sono a Roma come potete notare. Perché? Perché sono un fratello gesuita, quindi un gesuita come il Papa una volta, e fratello perché non diventerò sacerdote. E sono a Roma per studiare filosofia, è la tappa della formazione, perché ho appena iniziato. Per arrivare fin qua ho camminato un po', dagli scout, dal servizio in parrocchia al lavoro, all'università, dove ho sentito che il Signore chiedeva qualcosa di più, ma questo con grande confusione, perché come sempre ci sono tante voci nel cuore, creano confusione e come capire e andare avanti. Ecco, ho sentito che il Signore mi chiedeva qualcosa, un servizio, un calore, i gesuiti direbbero consolazione, e là mi sono fondato e ho detto: se il Signore mi vuole mi darà la forza per andare, e così è stato. Sapete, quando c'è qualcosa che davvero tocca nel profondo, uno la segue e questo dà la forza di andare avanti. È la strada giusta? Andiamo fino in fondo, che così sicuramente troviamo la felicità. Come essere sicuri? Non sarà mai il 100%, ma dire: là ho sentito un calore, un qualcosa, un gusto che davvero mi fa dire sì, qua è il mio posto, qua sento qualcosa di profondo. Sono molto contento, ho scoperto i gesuiti in due modi: conoscendoli con qualche servizio e dall'altro la spiritualità ignaziana, il discernimento, che sono parole che adesso vanno di moda ma qualche anno fa un po' meno. Capire cosa si muove dentro il cuore, questo mi ha dato la lucidità e anche la forza per dire: qui c'è il Signore, qui un po' meno, e andare avanti così. E come che ho fatto a me, te puoi farlo anche a te. Quindi davvero ascoltare la voce del Signore dà la forza e il coraggio per andare fino in fondo. Ci sono forse dei fantasmi che stanno agitando anche il mio cuore di prete, di sposo, di religiosa, di giovane. Provo a chiamarli per nome in questi giorni e ad affidarli a colui che anche a me ripete: non temere, io sono con te.